Questo libro, Italiopoli, come resiste nella paura di Italiopoli, che precedeva il Baffadei di Grillo e tutto il resto, e aveva una prefazione di Grillo, questo libro, che è anche andato bene come libro, raccontava le magagne della politica e del costume italiano. Per esempio parlava in un certo modo, spiegando i meccanismi delle quote e tutto il resto. Non so, al volo vi leggo un sommario così capite che razza che vi scrivo, se non li conoscete. A parte Il paese col buco di Beppe Grillo, il primo capitolo si intitolava Che fare tra Lenin e Totò, poi Strambo Natale, Lo sciopero delle notizie, Il re è nudo, sempre all'ombra di Crax, Il basso impero colpisce ancora, Quirina al tango, Da Nanni Moretti alla Ferilli, La mano destra, la mano sinistra in TV, Alla ricerca di una bussola e via. Questi sono solo alcuni titoli che poi una delle cose belle che non ho fatto in tempo a dire ai ragazzi, ma che è banale, ma ripetuta, è che è scritta a mano. Uno può parlare, può fare quello che vuole. In televisione nessuno ascolta nessuno, si ricordano solo se Vespa la cravatta a palline, se Santoro aveva i capelli biondi o rossi, ma le cose vere, le cose da dire, le cose che incidono in televisione sono difficilissime da far passare, anche e soprattutto per la natura del mezzo televisivo. Bisogna avere altri tempi, bisogna avere un tipo di attenzione che ormai non c'è più, insomma ci sono delle caratteristiche da rispettare. E questo è Italiopoli. Quest'estate faccio uscire noi questi, vedete, lì in Italiopoli, sempre chiaramente, in Italiopoli parlavo della palude Italia, della complementarietà in tanti casi purtroppo tra destra e sinistra, delle cose importanti, perché uno si augura sempre che il problema sia identificabile in uno. Quando prima vi dicevo che metaforicamente il giornalista c'ha il complesso di Edipo di ammazzare il padre Berlusconi, uno lasciava intendere che il problema fosse solo Berlusconi. In realtà, come tutti sanno, spero, non è solo Berlusconi, è Berlusconi, ma è un paese che ormai è diventato un'altra cosa, nel suo complesso, quindi voglio dire. Se mi chiama il direttore del TG1 o del TG5 alle 8 e mi dice: senti, vorresti spiegare in 1 minuto e mezzo agli italiani delle 8 di sera, cioè il principale, qual è il problema in questo momento della democrazia italiana? Io vi farei questo discorso, mettete, rimettiamo gli orologi in 1 minuto, 1 minuto e mezzo, cioè un tempo prevedibile. I telegiornali dedicano servizi di 5-6 minuti ai stragi, tutti contenti, con grandi domande: cosa ha provato? Vabbè, contenta che suo figlio è morto, e cose così, abbiamo assistito a cose tremende. Ebbene, la democrazia si fonda su 3 poteri, sulla divisione di 3 poteri: il potere esecutivo, il potere giudiziario e il potere legislativo. Questo è ai tempi di Montesquieu. E così è per la democrazia italiana, che si basa su una Costituzione che prevede questa divisione di poteri. Domanda: il potere esecutivo c'è? Certo che c'è, lo vediamo tutti i giorni, c'è un Presidente del Consiglio, in questo caso ipertrofico come Berlusconi, ma comunque c'è l'esecutivo. C'è il potere giudiziario, ecco cosa c'è. Ci sono i giudici, parlano tutti i giorni del rapporto fra politica e magistratura, il potere giudiziario quindi c'è. Ma il potere giudiziario su che cosa? Qual è la materia prima del potere giudiziario? Le leggi. Le fanno loro le leggi? No. Le fa il potere legislativo. E c'è il potere legislativo? No. Sotto i nostri occhi questo tavolino a 3 zampe con i 3 poteri ne ha persa una. Un tavolino a 3 zampe, lo chiedo alle donne di casa, come si diceva una volta, può reggersi su 2 zampe sole? No, se è fatto per essere su 3 zampe crollerà il tavolino. Che volete che faccia, povero tavolino? Quindi le 2 zampe del potere giudiziario e del potere esecutivo, che litigano fra di loro sui giornali anche di oggi, di ieri, di domani, in realtà stanno litigando sbracati per terra, perché il tavolino non c'è più, perché manca quella terza gamba. La gamba del potere legislativo non esiste più, perché le leggi non le fanno, le fa il governo attraverso i decreti leggi, perché la qualità del Parlamento è scandalosa, perché difendono sempre e soltanto i loro interessi, quindi non fanno nulla che serva ai cittadini. La prova sono le leggi che vengono fatte alla persona. Quanto ci ho messo? Bene, come vedete non si vuole che la gente sappia. E attenzione, mi posso permettere lo straordinario lusso intellettuale di dirvi che quello che vi ho appena detto non è detto contro Berlusconi piuttosto che contro Mano, è detto per tutti, cioè un discorso generale. Ho scritto un romanzo, stavolta sì un romanzo, quello da cui
partito sono stato io, era un'autobiografia romanzata, saggistica. Questo è un romanzo vero ed è un romanzo in parte almeno ardo. Io mi metto a scrivere un romanzo ardo, non te l'aspetteresti, si chiama Eros Termina, sembra naturalmente riferito alla cronaca, visto che il sottotitolo dice il sesso, l'età e il potere, e uno dice vabbè, ha scritto. No, questo è un libro che io ho scritto un anno e mezzo fa, cioè senza estro per capire, che non parla di Berlusconi, parla del potere in generale, parla del sesso e dell'eros in generale, parla dell'età, di quello che accade a noi andando avanti negli anni, e parla in qualche modo di fantascienza. Avete presente di più di fantascienza? I film di fantascienza si occupano dell'esterno, si occupano visionariamente di quello che succede. Io mi occupo dell'interno. Cosa succede all'interno delle persone, alla loro vita interiore, in modo fantascientifico? Come ci si immagina nel futuro? Che cosa ci sarà successo dentro nei prossimi anni, nei prossimi decenni? Ecco, queste sono una serie di domande e le di lettura vi risparmio a te.